Siamo qua con l'avvocato Rizzo Nervo alla manifestazione commemorativa del 17 giugno del 1945, il giorno in cui in questo punto di Murazzo Rotto di Randazzo vennero sorpresi in un'imboscata i guerriglieri dell'Evis. Al comando c'era Antonio Canepa. Avvocato Rizzo Nervo, che cosa ci dice di questa manifestazione? Ma è un punto annuale di riferimento che riunisce i vecchi separatisti per ricordare l'eccidio che vide come vittime Antonio Canepa, Carmelo Rosano e Giuseppe Lo Giudice. Non si è mai potuto ricostruire la cronaca di quel giorno, in quanto fatto che lascia perplessi, all'Archivio di Stato non esiste traccia o memoria di quell'episodio. Ancora dopo oltre 60 e oltre anni non possiamo sapere la verità su Antonio Canepa e su quello che è successo in questo punto strategico, importante, un punto di passaggio importante della Sicilia, Randazzo. La ringrazio, avvocato. Sulla carta. Allora, venga qui che ci facciamo una foto, che in 25 anni non ho neanche una insieme. Per il momento ce ne facciamo una ogni 25 anni. Giuseppe Scianò. Avanti. Pronti? Così non si va da nessuna parte.